Dovevo aprire ancora prima per marzo, dopo è arrivato il Covid, il lockdown, tutto chiuso, lì ho preso la palla al balzo, tra virgolette, e sono stato chiuso 44 giorni per una scelta, per un discorso più per la famiglia, perché sono diventato poco papà. E quindi ho preso la palla al balzo, come stavo dicendo, e ho iniziato a sviluppare questo progetto. Ha continuato a coltivare il suo sogno e il 4 novembre ha aperto un orecchio ai clienti, l'altro alla conferenza stampa del presidente Conte che decretava il Veneto zona gialla. Dario Toniolo ha 35 anni. Le pizze per passione le fa da quando studiava, ma 8 anni fa, dopo aver perso il suo lavoro per la crisi economica, ha pensato di guadagnarsi da vivere così. Il nostro settore pizzerie per l'asporto, consegna a domicilio, possiamo dire siamo un po' fortunati perché comunque abbiamo la possibilità di lavorare a differenza di un ristoratore, di un ristorante con posti a sedere. Quindi sì, sono un po' in controtendenza, però voglio dire, secondo me, insomma, chi non risica non rosica. 11 persone lavorano con lui, al suo fianco Sant'Antonio. Quando ho aperto la prima pizzeria 8 anni fa, tra mille difficoltà, mi sono affidato a lui, racconta emozionato. Il coronavirus non ha spento la fiducia e il sorriso nascosto dalla mascherina. Bisogna essere ottimisti perché se iniziamo tutti a piangersi addosso, cioè non ti fa venire voglia di andare avanti. Dopo, forse io, avendo da poco un bambino, un figlio, ho tanto stimolo perché comunque adesso non lavori più per te o per la tua compagna, ma lavori anche per tuo figlio, quindi c'è tutta un'altra grinta.